Bella raga, ciao a tutti dal comandone Veneziano, siamo a Singapore, scusate se parlo piano ma è tardi. E due strategie diverse per Ricciardo e Norris. Ricciardo parte con le soft per poi finire con le dure, mentre Norris parte con le medie per poi finire con le morbide. Un Ricciardo chiaramente undicesimo, Norris settimo. Vediamo cosa combiniamo. Cielo sereno questa sera. Prevedo una gara ad alta tensione, Ormai pochissimo al Gran Premio di Singapore. Secondo me qualche incidente lo becchiamo Si qua, spengono le luci Go, prima go, dei go. partiti. Bisogna cominciare sparati però. Let's try and push up. Cheers. Use overtake. Dai raga. That was good. Ok, Norris è già pronto a superare tutti. Vai Lando, anche se sarà dura perché La McLaren sale e va sul avanti. circuito non è facile. Grande Ricciardo comunque. Grande Vediamola Ricci. un po'. Rivediamola. Qui c'è Daniel Ricciardo. Bravo Ricci. Partito bene Ricci. Sarà veramente dura sorpassare qua, Tanto ora Mercedes, Schoffi, Hamilton e Russell, prime seconde. 61 giri di autentica passione. Vediamo come sono partiti gli altri. Quasi tutti con le soft, i primi. Sono l'unico praticamente con le medium. Ok. Mentre con Rich. Ok. Perfetto. Dai raga. Bravo Lando. To the tire. Go Lando go. Okay. Nice job, mate. Buon sesto posto di Lando, attenzione però. Subito lotta con Sainz che perde la position. It's looking good. Ricciardo già nono, bravissimo Rich. Forse non è stata una grande idea mettere le medium, non lo so. Yeah, it was a good job. Boh, adesso sembra nostra la posizione, molto bene. Mercedes in fuga, raga. Sorpasso spettacolare della McLaren. Vediamo Rich. Bravo Rich. Molto bene Rich. Stanno pompando bene i primi però, Non è prevista pioggia, infatti. Ok. Sarà una gara difficile. Purtroppo non è facilissimo superare Singapore. Ma ci saranno, secondo me, diversi colpi di scena. Questa è la mia previsione. Possiamo velocizzare un attimo. DRS attivo. DRS. Molto bene. Sorpasso di Ricciardo. Successo. Qui vediamo Daniel Ricciardo. Ricciardo sembra bello aggressivo oggi, Bene, bene, bene. Bravo Rich. Non ci credo. Eccolo. Il sorpasso. Bravo Rich. Dopo è chiaro che se Ricciardo supera anche Sainz devo lasciare spazio perché siamo strategie diverse, io e cioè Ricciardo e Norris. Dai che stiamo pompando bene. Si pompa, si pompa. Batteria prosciugata, accumuliamo un attimo. Focus on recharge. Okay, understood. I sorpassi sono duri ragazzi, lo sappiamo, ste cazzo di gare sono così. That's a good lap. Fastest di Rich.
fastest di Rich. Neutro. Recharge off. Bravo Rich. Okay, gotcha. Siamo tutti attaccati, raga. Buono. Uso la gomma perfetta, godo. Ok, per il momento possiamo correre, tanto la gara è un po' standardizzata in questo momento. Siamo tutti là. Mercedes dominano per il momento. Vediamo un po' la situazione. No, è proprio una situazione equilibrato di stallo, diciamo. Siamo tutti con gli RS, ma nessuno riesce a sorpassare. Vediamo un po' l'usura. Buono. Ricciardo sia un po' adesso è un po' sulla linea degli altri, mentre ovviamente Norris un po' meglio, però rispetto agli altri con le medium male. Allora, Ricciardo tra il 27 e il 33, Norris tra il 28 e il 34. Ok, velocizziamo. Deve essere gara per i colpi di scena, primi 10 giri pallosissimi. Veramente in fila indiana siamo. Non possiamo fare un cazzo. Serve una botta, qualcosa. Non nostro, ovviamente. Tanto il fastest è di Max. Ma qua proprio. Tanto qualcuno va già ai box, raga. Quelli con le soft vanno già ai box. Mi sembra un po' presto, sinceramente. Non l'ho ben capita. Vediamo cosa mettono. Ancora soft? No, mi sembra impossibile. Ancora soft. Forse. Ah no, ok, hard. Sì, ma è presto per l'hard. Boh, strategia scellerata a mio parere, troppo presto secondo me. Troppo presto. Obiettivo ritmo. Abbiamo messo questo, quindi va benissimo. E anche qua perfetto. Secondo me è una sosta troppo anticipata degli altri. O ne fanno due a questo punto, dopo rimettono le soft alla fine, boh. Box anche Perez. Siamo secondi e terzi. Anzi, addirittura Norris supera Charles. Grandissimo Norris, calma. Siamo primi. E anche Leck ai box, anche Leck ai box. In questo momento è doppietta McLaren. Sarebbe bello, ma la vedo difficile. Adesso chiaramente non devono arrivare safety car, ovviamente. Se no so cazzi. Adesso arriveranno gli altri, ma gli altri resteranno usurando ancora le gomme. Poi siamo gli ultimi ad andare ai box noi, eh. Soste. No, anche qualcun altro non le ha fatte. Ma pochi. Vediamo chi ha ragione. Tanto Gigi sta tornando. Attenzione, safety car. Safety car. Okay, safety car deployed.
sarebbe un po' presto per andare ai box. Yeah, conferm. Vediamo, sarei ancora lontano. Vabbè, andiamo di hard e cambiamo. Verstappen is out of the race. Verstappen fuori comunque, godo. E qua mettiamo anche qua le hard. Ok. Brutto incidente, avevamo detto che c'erano colpi di scena qua. Ritiro per Max Safety Car. Yellow flags. Ok. Okay. Ok. Adesso facciamo la sosta, ovviamente. Sfruttiamo la finestra della safety car. And save fuel from now, please. Save fuel from now. Purtroppo forse arriva presto rispetto a come dovevamo, però non possiamo non sfruttarla. Recharge on, recharge on. Understood. Adesso ricarichiamo un po' tutto. Facciamo la sosta. Ok. Speriamo di far presto perché devono andare entrambi ai box, Entrambi le monoposte ai box. Gigi è primo, ovviamente. Abbiamo cambiato entrambi, tutti con le hard. Norris è quinto. Ma speriamo di aver fatto la strategia giusta. Speriamo. Quinti e settimi siamo. Ok. Non ho neanche visto l'incidente di Max. Adesso vediamo che le macchine mettono tutte in fila indiana. Un'auto è appena andata larga. Se Alonso riesce ad andare largo in regime di safety car, grande Alfonso. L'auto di Alonso. Vabbè, niente di grave, dai. Purtroppo con questo errore perderà. Ma non è vero, non è vero. Eccola qua. Siamo in regime, signori. Ora vediamo le gomme. Gli altri hanno già comunque... hanno già le gomme più usurate. Non tantissimo, in realtà. Ma... speriamo di aver fatto la scelta esatta. Per me la strategia era buonissima prima della safety car, è arrivata un po' presto. Il gruppo ormai è compatto. Stiamo aspettando solo... Safety car is in this lap. Safety car is in this lap. Confirm. Passo. Stiamo così. Non sul massimo. Vai. Non aspettano la Tifi. And a reminder that overtaking is from the line at the end of the lap. Vai ragazzi, vai che andiamo. Understood. Need to push. Roger. E adesso vediamo se Lando riesce a guadagnare posizioni. Davanti siamo teoricamente quasi tutti con le hard, tranne Leclerc e Gigi Hamilton. Ok. Norris ci prova subito. Lando ci prova ma non ce la fa. Vai Landone mio. Che Ricciardo ci prova. C'è molta bagarre adesso. È dura sorpassare qua un'impresa, cazzo. È veramente un'impresa disperata. Dai Norris, dai. Niente da fare. Comunque Mercedes veramente forti, qui in Singapore.
Attenzione Norris, attento Norris, ti prego. Forse ce la fa Lando. Nice job. Dai Lando, dai. Non riesce a chiuderlo definitivamente. Tanto... Ok, bravo Norris. Ci sta provando anche Rich. Bravo Rich. Dai Rich, chiudilo. Bravo Rich. Andiamo un po' veloci. Ok, accumuliamo. Neutro. And DRS is now enabled. E neutro. DRS di nuovo abilitato. Off. Recharge off. Okay. Vai che Norris è quarto. Okay, Lando. So like recharge off, please. Sta crescendo bene Lando. E Lando è vicino comunque a Leclerc. Perez e Ricciardo se ne stanno andando di santa ragione. Passa. Equilibrato. Equilibrato. La Ferrari è riuscita a guadagnare la posizione. Vedi, Ricciardo torna indietro. Ok, Hamilton e Leclerc hanno le gomme usurate, ovviamente. Ricciardo 89. Siamo messi abbastanza bene. Non so se riusciremo a finire la gara, però ci proviamo. Tanto Norris è secondo comunque. Prenderanno solo che Gigi è veramente avanti, Gigi è molto avanti. Ricciardo fa sempre fatica, ma va bene. Velocizziamo. Norris è di nuovo terzo. Io questa stagione devo fare piazzamenti, ragazzi. Non devo vincere il mondiale. Non voglio rischiare. C'è comunque una finestra, qualcosa per poterla vincere. Io ci provo, Solo che Hamilton veramente in una fuga incredibile. Norris sta lottando con Charles. Ok, siamo leggermente sotto la previsione, però dovremo arrivare alla fine, è così. E la stessa cosa per Ricciardo, teoricamente. Io terrei sto ritmo. Non è Lec. 70%. Lec è più forte, c'è poco da fare. Però Norris è là, e Norris è comunque là, questo è importante. Tanto Stroll ai box. Torniamo secondi con Ricciardo settimo ormai stabile. Incidente, incidente. Altro incidente, vediamo chi ha coinvolto. Stroll, proprio Stroll. Ok, questa era l'Aston Martin. Vediamo cosa è successo. Boom. Lo schianto è una doccia fredda. Ok, bandiere gialle andate. Hamilton sembra veramente tranquillo, per il momento. Va nei box quelli dietro. Non so, potrei provare forse con Ricciardo, il margine c'è. Pneumatici 69.
Ma secondo me nessuno va ai box. Secondo me tutti sono su una sosta solo. Ecco, forse Gigi potrebbe scoppiare alla fine. Siamo chiaramente un po' in calo, però dovremo farcela. Che la linea qua è molto bassa. Qua è una lotta tra noi e Leclerc paurosa. Finché rimaniamo vicini però non vado a spingere. Attenzione, non ci credo. Diamo un'occhiata. Non ci credo. Qui stiamo vedendo Lando Norris. Non ci voglio credere. Allora. Azioni box. Potremmo provare anche le medie. Andiamo di media. Norris. Aspetta un attimo, come faccio? Andiamo ai box. Con lui facciamo un rischio delle soft. Alettone. E ok, ai. Fuori Leclerc. Ritiro per Leclerc e noi ci prendiamo la penalità. Caos in pista. Sì. Ah, Norris. Male. Safety car deployed, safety car deployed. Sì, l'ho già fatta, Fioi, sì. Allora, aspetta un attimo. Torniamo ai box. L'avevo detto che era una gara pazza questa. L'avevamo detto. Ok, Ricciardo ai box. Siamo gli unici ad andare ai box, Just be careful with this tire. Yeah. Bel casino. Verstappen e Leclerc fuori, pazzesco. Norris becca anche la penalità, quindi gara compromessa. La penalità in vigore, ok, la sta facendo adesso, perfetto. Ok, bravi ragazzi, adesso chiaramente bisogna prenderli, abbiamo anche le gomme fresche. Ragazzi, può venire fuori qualcosa di bello, se Ricciardo non è deficiente. Ok, dovremmo riuscire a farcela. Ok, Ricciardo arriva. Perfetto. Ok. E adesso dobbiamo tentare il miracolo. Vediamo se è fattibile. 2 safety car, ragazzi, doppio ritiro. Leclerc Verstappen. Leclerc per colpa nostra. E adesso spingiamo. 11 giri, possiamo fare la storia. Ricciardo le ha messo le medie per stare più tranquillo. Norris addirittura le soft. Vediamo chi vince. Dai. Overtaking is from the line. Norris è 11esimo, dovrà fare una super rimonta. Safety car rientra. Vai, Fioi. E adesso sarà un bordello, raga. Mamma mia. Ricciardo ha perso tantissimo, non ci credo. Ha perso molto Ricciardo. Sorpasso spettacolare della McLaren. È stata veramente confusione, Ricciardo ha perso tantissimo.
E adesso vediamo, siamo gli unici andati ai box. Saranno 11 giri di panico, secondo me. Ok, Ricciardo ottavo, zio Kane. Dai, che hanno le gomme finite gli altri. Per l'Alfa Tauri. Sì, possono farcela, però cazzo, dai. E non riusciamo a superarli, fioi. Abbiamo delle super gomme. Fresche, perfette. Ma Norris, porca puttana, andava per il secondo posto. Cagatissima di Norris. Dai, 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 bravissimo Ricciardo, dai veloce. Nicely done, nicely done. È stato un bordello alla ripartenza coi doppiati, porca puttana. La McLaren sale e va avanti. Norris fa fatica, eh. Nonostante le soft. Neutro. Neutro. Ok, Ricciardo è sesto. Copy, you're doing a good Dai, job. andiamo a prenderceli tutti. Una botta sterzo incredibile. Okay, mate, nice work. Ricciardo ha una chance mostruosa. Deve sbrigarsi però. Dai Ricci, guarda come lo sta prendendo. Bravo Rich. Pulito Rich. Pulitissimo Rich. Vai. Abbiamo Sainz Junior adesso. Siamo contro Sainz Junior. Norris invece oggi non è la sua gara, eh. Ah. Aveva ancora un problema che però nemmeno si è andato. Probabilmente un problema che non si poteva risolvere. Ecco perché Norris ha difficoltà. Ok. Dai Rich, ciucciamelo Rich. Ciucciati Sainz. Sono teso perché possiamo andare a podio, eh. E se lo meriterebbe Ricciardo dopo tante sfortune e tante cagate. Forse, buono, bravo Norris. Forse potevo mettergli anche le soft, però boh. Non mi sono fidato. Comunque Norris ha problemi ha problemi con l'aerodinamica. Fastest di Ricciardo che sta letteralmente volando in pista. Se non sbaglia può fare il podio, eh. Vittoria è difficile perché comunque mancano pochi giri. Abbiamo le gomme fresche, possiamo fare quello che vogliamo secondo me. Dai Rich, togliti le... Bravissimo Rich, mamma come sta rischiando Rich. Perfetto Rich. Quarto Rich. Well done. Rich sta volando in pista. Finalmente vedo una McLaren forte, cazzo, anche con Ricciardo. Adesso non bisogna far cappelle, però. Sto perdendo tanto tempo davanti a Bottas. Cioè dietro Bottas. Dai ragazzi, dai. Tanto Norris è settimo, bravo Norris. Nice job. E noi siamo in zona podio. Zona podio. That was good. E adesso siamo 3 secondi da Russell. Vediamo se riusciamo a fare l'impresa. Sorpasso spettacolare della McLaren. Ma Ricciardo veramente con le gomme così può fare quello che vuole. E mancano ancora comunque giri, eh. Ti prego Rich, non sbagliare adesso però. Adesso no, non puoi sbagliare. Sta recuperando tantissimo Ricciardo. 7 giri alla fine, 7 laps remaining. In un inglese perfetto.
Dai, testa coda, testa coda. Ti prego, no, uno dei nostri. Yellow flags ahead. Yellow flag. Stroll, vabbè, fanculo Stroll. Diamo un'occhiata. È Lance Stroll. Che bello sto gioco, zio. Qui è dove Sì, testa brutto. coda. Norris è già sesto. Qua purtroppo devo fare equilibrata però adesso. Questo non ci voleva. Cazzo, con tutte le safety car che sono uscite ancora problemi di carburante, però porca miseria. Stiamo comunque arrivando. E Norris, vediamo Norris com'è. Nonostante i problemi, comunque Norris sta correndo bene. 1 e 3, mamma come li stiamo recuperando. Come sta recuperando Rich, signori. Se non fa errori, ragazzi, tutto è possibile, eh. Se non fa errori, Ricciardo, tutto è possibile. 6 giri alla fine. Pastes di Norris che lo strappa a Ricciardo. Ma in zona DRS però Rich. Mamma mia. Che rimonta fantascientifica. Le gomme di Hamilton sono finite, ragazzi. Se superiamo Russell. No, testa coda. Safety car adesso, no. Safety car di Norris. Okay, understood. Lando, are you okay? Are you okay? Fuori Norris. Ecco il replay. Diamo un'occhiata alla McLaren. Bruttissimo. Dubito che se l'aspettasse. Incredibile Norris. Gara proprio da dimenticare. E adesso safety car. 3 ritiri eccellenti anche. Forse abbiamo spinto troppo, non lo so. Adesso però forse questo conviene chiaramente alle Mercedes. Eravamo in rimonta, porca puttana. Spero che adesso però della safety car non ci... No, testa a coda da Vediamo su. cos'è successo. Rivediamola. Qui c'è Ma non mi esprimo. Potevamo vincere, Ricciardo fa il testa a coda da solo. Non ho parole. Buttata via un'occasione della vita. Testa a coda in regime di safety car. Che cazzo di Ricciardo, a fare in culo, va. Safety car is in this lap. Safety car is in this lap. Understood. Incredibile, 3 safety car, 3 ritiri. Gara spaventosa. Eravamo terzi tranquilli. Facciamo un errore che ci costa sicuramente la vittoria. Bisogna capire se riusciamo almeno a fare il podio. Incredibile, incredibile. La gara più pazza della Formula 1 questa, è veramente, non ho parole. Dai raga. Safety car in pit entry now. Okay, understood. Adesso dobbiamo superarli tutti quanti. Ricciardo mi hai deluso, proprio, hai fatto veramente un errore cioè inaccettabile secondo me. 3 laps including this one. Ricciardo ci prova subito. Adesso deve tremare. Good job. Il fastest di Norris va ritirato, ovviamente. Non abbiamo neanche il DRS, zio. Ok, non ho parole. la McLaren sale e va avanti. Era vittoria sicura, senza l'errore. Pazzesco.
Norris però ha fatto una cagata, per carità l'ho fatto tirare con l'aerodinamica un po' così, però che cazzo. Ricciardo terzo. Questa è la dimostrazione che potevamo vincere con Ricciardo, incredibile. E adesso vediamo, però siamo senza DRS, questo peserà molto. Spettacolare della McLaren. Gara spaventosamente incredibile. Lo sapevo, cioè immaginavo che veniva fuori roba del genere. Dai. Ti prego, Ricciardo. Non hanno più gomme loro. Ricciardo, ti prego. Bravo Rich. Okay, mate, 2 laps. Dai Rich, ancora terzo però. Okay, Secondi. good job. Adesso c'è Hamilton, signori, c'è Gigi Hamilton. Siamo in lotta per la seconda vittoria dopo il Canada. Guarda Hamilton, una merda Hamilton. Mamma mia, mi sto cagando addosso, fioi. E Ricciardo è primo. Adesso non posso subito mollare perché devo prendere un vantaggio. Good job. Let's keep going. Adesso ti prego, Ricciardo, non far cappelle. Ok, Okay, keep looking after the tyre. ti prego, Rich. Okay, understood. Ce la guardiamo da qua. Ti prego, Rich. Non ne so commentare, ragazzi, c'è troppa tensione. Siamo a un passo da riscattare con Ricciardo una stagione dalle mille delusioni. Mamma mia. This is the last lap. Ultimo giro. DRS enabled. Non mi DRS. interessa niente del fastest, vado tranquillo. Uno e 7 di vantaggio. Ti prego, Ricciardo, non far cappelle. Beffa atroce potrebbe essere per la Mercedes. Tranquillo, Ricciardo, tranquillo. Ti prego, Ricci, non cappellare. Sta recuperando Russell comunque, un secondo, attenzione. Stiamo attenti. A me la voglio guardare così comunque vada. Attenzione, poche curve, zio Ken. Separano Ricciardo da una vittoria mostruosa. Partiva 11°. Ultima curva, ti prego. Ultima curva, ti prego. E Ricciardo va a vincere il Gran Premio di Singapore. That's the check. Sa! Well done. Seconda vittoria in stagione. Una di Norris in Canada, una di a Singapore. Con Ricciardo. Bravi ragazzi, mamma mia. Ho azzeccato tutto oggi, Oggi le abbiamo azzeccate tutte. Puntato dritto alle stelle. Dai, oh caro per Ricciardo, dopo le 1000 delusioni.
Oh yes, Rich. Oh yes. Ha dimostrato che può ancora vincere. Questo podio premia il duro lavoro che è stato svolto Grande dalla Rich. squadra durante il weekend. Mercedes beffate, mamma mia. Che delusione per le Mercedes. Ma Hamilton incazzato nero. Grande Rich. Non credo ci sia nessuno Champagne. che si un podio come Daniel Ricciardo. Mamma mia. Sono finito, raga. A completare il podio di oggi Ok. Mi dispiace per Hamilton, veramente. Cioè per Norris. Cagata. Atroce. Piloti. 66-122 nella costruttori. Chiaramente sempre saldamente al quarto posto. Adesso abbiamo però 2 vittorie, 3 podi, 4 giri veloci e una pole position. Dai, non male. Bravo Rich. Norris. Inculata. Perfetto. Raga, un saluto dal comandone veneziano, prossima a Suzuka. E adesso andiamo a sistemare un po' i componenti distrutti. Alla prossima. Ciao!